Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi, cazzo sì, almeno 15.000 like. Ragazzi, come potete vedere ho trovato finalmente la Magical Chest. Allora, una piccola parentesi su questo aggiornamento che hanno rilasciato da poco. Praticamente hanno messo la lingua italiana, purtroppo io non so perché sull'iPad non ho la lingua italiana, invece sull'Android ho la lingua italiana. Hanno messo la Giant Chest, la Super Magical Chest e la Magical Chest. No, la Magical Chest c'era anche prima. Io sono stato fortunatissimo, ho trovato la Magical Chest. Allora, come potete vedere ho un po' di chest da aprire insieme a voi. Allora, apriamo innanzitutto quelle free. Ragazzi, di solito la gente, non so, discrimina moltissimo le free chest. Ma ragazzi, io nelle free chest ho trovato tantissime carte epiche. Ma penso che oggi non troverò nessuna carta epica, sarà una merda, anche questa è una merda, purtroppo. Ok, apriamo la Ground Chest. Allora, vediamo. 155 di oro. 3 gemme mi fanno sempre comodo. Goblin, Minion, giganti, niente male. Ok, ora apriamo quella d'argento. Oro, scheletri, penoso. Ok, apriamo quella gold. Daga, 153 di oro. Minion. Schifo. Questa qua, così. Fireball che non so, la utilizzo una volta ogni 1000 anni. Tipo il Saiyan. Ragazzi, ora prima di aprire la Magical Chest andiamo a fare una partitina perché sono stronzo, avevo tenervi sulle spine. Allora andiamo a fare una partitina e andiamo a vedere come Kai si farà umiliare anche oggi. Allora, cazzo, non ho cambiato il deck. Siamo contro Federico, penso che sia un ragazzo italiano se si chiama Federico. Livello 5, ok, dai, questo qua parte con prepotenza, anch'io parto con prepotenza. Lo andiamo ad attaccare da davanti e da dietro. Ok, si penetra, dovremo penetrare senza tanti problemi. Cazzo, dovevo mettere la freccia, forse era meglio. Così gli davo qualche frecciatina e buttavo giù i suoi minion, che hanno dato effettivamente tanto fastidio ai miei barbari, che non sono riusciti a difendersi. Scheletri, no! Barbari! Li odio! Madonna se li odio! Dai, ti faccio sperare qualche secondo, ti caccio sti minion, madonna te li ammazzo subito. Tanto che sono stronzo. Mettiamo una figlio di tua madre cancara. C'ho solo il draghetto che toglie solamente 50. Un cazzo di niente probabilmente. Anzi toglie 100. Ok, dai. Vienimi, madonna, vieni, dai. No, che cazzo! Ho buttato la pozione, cioè la truppa sbagliata, dovevo mettere gli arcieri, cazzo. Vabbè, mi sono appena fatto friggere le freccette. E ora aspettiamo l'elisir, non c'è tanto da fare, cazzo. Devo dire che gli arcieri li ho sottovalutati per tantissimo tempo, ma in realtà fanno un bordello di danno. Cazzo, domatore e cavaliere insieme. Sto qua vuole proprio inchiappettarmi in diretta. Ah, c'è persino anche le frecce, te. Ti permetto, no, cioè, devo distruggere te cavaliere, cioè. Ok ragazzi, speriamo di prendere la prima torre subito, così non perdiamo coppe. Dai, no, scheletri del pippero. Ok, ora dobbiamo distruggere i suoi goblin del piffero. Aspettiamo. Sai cosa? Li lascio proprio vivere i goblin. Stavo proprio aspettando questo momento qua io. Dai, stronzetto, dai. Vedi come ti mando un nord gigante ora. Vai, dai. Guarda, sto stronzo attacca dall'altra parte. Dai. Finché tu attacchi dall'altra parte io mi creo un nord gigante da questa. Allora, ok, perfetto, hai messo le tue freccettine. Io non ho ancora messo i miei cosi scheletrini odiosi. Dai, io punto le 3 stelle, cioè tutto per tutto. No, dai, via, goblin. No, via. Dai, ok, un altro gigante, dato che mi è morto il gigante quello di prima. Ok, forse, no, non penso di poter fare la terza stella in queste condizioni. Dai, arcieri. No, purtroppo no, non faccio la terza stella, ma vinco la partita proprio scialla.
2, 1, vabbè. Ciao Federico, ciao ciao ciao. Ok, dai cavaliere, ciao, ci salutiamo. Ok, grazie, 25 coppe, una Silver Chest. Non me ne faccio niente dalla Silver Chest. Ragazzi, finalmente è arrivato il momento di aprire la Ground Chest. Siete pronti? Siete pronti? 15.000 like, brutti stronzi. Apriti, sesamo. Boia, 455 di oro. Boia, no, questa è una merdata. Boia, no, anche questa è una merdata. Boia, una merdata anche questa. Dai, dammi qualcosa di interessante. 11 frecce. Goblin. Ah, questa già mi piace di più, sinceramente. Ragazzi, ultima carta della Magical Chest. Incrociamo le dita. Boia, Pekka, livello 2. Dato che ci siamo conservati un bel po' di oro, ragazzi, possiamo passare cioè upgradare le nostre truppe, dato che c'era anche sto Pekka qua. Però diciamo che il Pekka sì è forte, però non fa tanto di danno, perciò il Pekka non lo upgradiamo, ma upgradiamo la Torre Inferno, che può essermi più utile in difesa. Ragazzi, prima portiamoci su i barbari. Tagadagada. Finalmente i barbari livello 7. Perfetto. Ora portiamoci su anche gli arcieri a livello, non mi ricordo neanche. Livello 7 anche gli arcieri. Perfetto. Ragazzi, dato che ci siamo, vi ricordo di entrare nel mio clan su Clash Royale. Allora, io l'ho impostato su 1400 coppe e il clan è libero, perciò potete entrare e uscire come volete. Allora, io do la possibilità di chi è presente nel clan di giocare con me. Naturalmente non gioco sempre e tutti i giorni, dato che Clash Royale è un gioco da cesso, io gioco quando vado in cesso. E ora speriamo... ok, speriamo che sto qua non sia un mega cazzutone, perché è Arena 5 se non mi sbaglio. E penso che è parecchio forte. Speriamo, dai, cerchiamo di vincerlo. Good luck anche a te. Dai, non ho carte forti. Parti prima te. Dai, ti aspetto. Ah, vuoi proprio aspettare? Fammi proprio aspettare, eh. Allora, io sono indeciso. Ah, Pekka, bella scelta, porcodine. Sì, bella scelta un cazzo. Dai. Porco Tomare Toshiba. Mi ha distrutto già mezzo castello sto ragazzo. Ok. Dato che ora anche lui è senza Elisir, posso passare all'attacco e sperare di distruggere un bel po' del suo castello, dato che a me l'ha tolto veramente tantissimo. Ok. Vediamo. No. Frecciatina. Ok, perfetto. Siamo in vantaggio attualmente. Dopo vedi che sto qua tirano fuori un cazzone così mi penetra. Aspettiamo. Sto qua c'ha voglia di aspettare. Anche aspetto, sciallo senza problemi, aspetto. Io intanto metto un gigante, dato che è lento. Finché arriva dall'altra parte del fiume wow, sto qua mi coppia. No, stronzo, no, non ci pensare. I domatori non mi piacciono. Non perché è nero, non è che sono razzista. È che i domatori ce l'hanno così lungo che ti aprono subito. Ok, aspetta. Partiamo subito all'attacco. La prima torre sono sicuro che è mia. Ok, la prima torre è mia. Mettiamoci anche i scheletri per dare fastidio al mini Pekka. Ok, dai, distruggete. No, maghetto, che vuoi, maghetto? Mettiamo altri sgherri. Dai, speriamo. No! Dai. Ok, sciallo. No, domatori no. Non mi piacciono i domatori. E cazzo, mi prende anche lui il castello. Bravo, cioè agli ultimi 30 secondi mi prende il coso, mi prende il castello. Va bene, io aspetto. Ok, dai. Dagne. Ok, dietro ha messo un maghetto del piffero, perciò dobbiamo aspettare che viene dall'altra parte, se no... Oh Grider, sto cazzo, vaffanculo. Ti sta minchia, veramente mi sta sul cazzo lo... Oh Grider.
Ok, il coso è morto. Ok, dai. Manca pochissimo, ma... Oh! Godo come un animale. Mi dispiace. Ti ho massacrato e non sta registrando. Impossibile. Ah, no, sta registrando. Mi sono cagato addosso. Ok, perfetto. Questo era tutto per il video oggi. Come al solito, ragazzi, vi invito a lasciarmi un bel like. E noi ci vediamo. Non so quando ci vediamo. Perciò mettete. Se siete su mobile, cliccate la campanella, così siete sempre aggiornati sui miei nuovi video. E non devo dire altro. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.